Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di cui non mi ricordo sinceramente per niente il numero, lo vedrete dal titolo. Comunque è da un po' che non registro e sono andato avanti ultimamente adesso con il seminari campi. Sono andato avanti col seminare, coltivare, sistemare. Sì, non ho soldi. Ho per ora seminato quasi tutti i campi a orzo, erba ne abbiamo e adesso anzi ho finito di arare tutti i campi. In teoria qua ho esatto, ho il Valtra che sta andando avanti a tirare la terra con la rotante e io adesso stavo andando avanti a seminare col 728. Dato che abbiamo il 52, il 51 e il 44 già seminati. Eh, Arrivi nuovi, non ce ne sono tanti, vabbè. I Ravizza, anche se non sono fatti bene, perché non sono fatti bene, però diciamo che ce lo facciamo più o meno andare bene. L'additional settings, ecco, questo già meglio e vabbè, l'Ursus, il famoso Lamborghini del 22 e vabbè il 180 come macchina media. Forse ho cambiato, sì, ho preso il 516 come macchina media. E vabbè, basta, non è cambiato niente, infine ragazzi, la storia è sempre qua. Sto andando avanti con la mappa per ora. Ah, aspettate, vero, stavo quasi per dimenticare. Qua ho fatto tutte file di balloni anche qua. Tutte file di balle e balloni e qua adesso devo mettere tutti gli storage automatici, anche se non so, sinceramente ragazzi, non so come fare per quegli storage lì, dato che sono comodi, ma dovrei praticamente fare un portone dalla parte dove c'è il merlo. Comunque sto andando avanti tranquillamente con la mappa, siamo arrivati a un buon punto. Per ora ho praticamente finito di mettere l'acqua sui fossi, non mi rimane altro che rifinire un attimo le strade e iniziare con gli alberi, a mettere giù tutti gli alberi o comunque iniziare col tracciare i campi. Adesso devo vedere perché dovrei fare una maschera per i campi da estendere sopra tutta la mappa e mettermi lì a tracciarli tutti uno a uno, anche se è dura, è dura. Anche se deve essere più che dura da fare come storia. Specialmente perché mancano ancora vari fossetti, eh, tante piccolezze che però fanno il suo. Esempio il fosso in valle, quello manca. Diciamo che è molto da rifinire la valle, sincerissimo. E procede per adesso la mappa, ragazzi. È uscito l'annuncio di Farming Simulator VR che non porterò perché il VR non ce l'ho e un secondo neanche mi interessa. Speriamo che adesso le mod inizino a uscire. Ho notato che stanno già iniziando a uscire le varie mod. L'ho notato che stanno già iniziando a uscire. Difatti anche Smimodding ha annunciato gli Armachronos, dovrebbero uscire tra poco, spero.
E... Speriamo in bene. Speriamo in bene ragazzi, perché effettivamente non so come fare per la serie a modo mio se prima non riesco a creare la mappa. Perché Giants Editor lo so usare, ma script tirare strade, quelle robe là, no. Serve qualcuno che mi insegni o mi dia una mano comunque. Perché lavorare alla mappa in parallelo non so se è fattibile, perché ho paura che si corrompa il file. E avrei assolutamente bisogno di qualcuno che mi insegna. Perché io ho provato a mettermi sotto col capire un attimo, ma anche la storia del tracciare i campi ragazzi non sono capace. Almeno per adesso non riesco a tirare i campi, anche se ho fatto come visto da un video, ma non riesco. Sbaglierò io? Non lo so. So solo che è complicata da fare. Quindi per adesso ragazzi, con la serie modo mio aspetterà, io vado avanti con i video, per forza. Voglio assolutamente ragazzi, non fraintendete, voglio assolutamente continuare con la serie, non la voglio fermare, infatti sto creando quella mappa apposta, ma spero in bene di riuscire a finirla, perché c'è una roba che odio, è prendere un progetto, iniziarlo e poi farlo saltare fuori che praticamente è a metà o non è neanche finito, e la vorrei fare effettivamente uscire per il 25 questa mappa, e poi vabbè riconvertirla per il 27 o quel che è. Comunque, ma non lo so ragazzi, per ora io mi diletto, vedo di fare quel che riesco per ora. Trovassi qualcuno che ha già fatto mappe, ha già esperienza, il progetto si velocizzerebbe di sicuro, perché potrebbe spiegarmi di sicuro meglio, o comunque in generale potrebbe spiegarmi tutte chicche, problemi che ha avuto anche lui, quindi magari potrei evitare da subito. Devo vedere ragazzi, perché purtroppo adesso come adesso non è fattibile interpellare qualcuno di grosso per la mappa. Mi tocca arrangiarmi io. Magari quando sarà più a buon punto arriverà qualcuno, magari, non si sa. Comunque, vabbè, mi ha annunciato gli Arma Chronos, li avrete sicuro visto da qualche parte. E sono dei bei arattri, sono davvero dei bellissimi arattri, sinceramente. Nella realtà non ho avuto la possibilità di vederli ad Eima, ma sinceramente spererei davvero che escano prima possibile, perché su farming servono degli aratri fatti come Dio comanda, dato che arare gli aratri, buonanotte, arare i campi col Pottinger adesso, no, arare tutti i campi col Pottinger, no, farà 4 metri e mezzo, ma scomodo nelle manovre che non vi dico. No, non mi trovo per niente con arati portati così. Poi avrà anche il Dynamic Lowering, l'avrete di sicuro sentito, e speriamo in bene ragazzi, speriamo assolutamente in bene che escano davvero gli aratri.
Così almeno tanto Dynamic Lowering c'è già. Speriamo bene che escano gli aratri, così poi siamo a posto. Comunque, bel niente, comunque qua è rimasto tutto fermo, ragazzi, ve lo dico. Ci sono rientrato neanche 2 giorni fa su Farming e sto registrando che è, cos'è che siamo? Sabato? Sì, siamo sabato, sono a casa da lavoro e sto registrando oggi, quindi mi toccherà dilettarmi così. Ora, quasi quasi questo lo mettiamo. E parti. Ah no, aspetta, qua molarci giù un po' di direzione mista, beh, vero? Quanta ne hanno? 25.000. Mi sa che conviene farla. Finalmente, orco Giuda, finalmente ragazzi, finalmente hanno sistemato il Farsi. Quelli di Gianza. Hanno finalmente sistemato quel benedetto Farsi. Leader PF. Ma c'era già? Ma non me lo ricordo. Sincero, non me lo ricordo per niente, ragazzi. Eccole qua le 2 balle di filo. Purtroppo è un po' scomodo proprio per questo. Questo storage qua. Dovrò inventarmi qualcosa. Dovrò inventarmi qualcosa, ragazzi. Non so cosa, ma mi inventerò. I nostri 10.000 li abbiamo messi via. Qua. Paglia finché non va in giù. No, anche troppa. Addio mio. Vabbè, trazione integrale, guardate. Con che comodità riusciamo a fare le svolte adesso. Orco Giuda. Guardate con che comodità. Tutto un altro mondo, ragazzi. Rigorosamente tutto un altro mondo. Tutto un altro mondo. Ora che è snodato. Hanno sistemato vari bug e hanno anche aggiunto la schiuma, vero? Hanno aggiunto anche la schiuma come sull'acqua. Quindi ragazzi, top. Altra piccola chicca molto interessante. Si serve a poco, però a me piace come chicca sinceramente, quindi... Dove cazzo? Mi sono piantato sulla recinzione, vero? Sì. Ne ero sicuro. Poi vedi prendere troppo strette, cosa fai? Le cagate. Però almeno ora riesco a entrare in stalla senza bestemmiare. Finalmente. Ah, Dio buono. Comunque, se, ragazzi ve lo dico, la mia mappa è già messa, che abbiamo tutti i fossi, abbiamo tutto il 3D, abbiamo tutta l'acqua anche, adesso non rimane da fare, campi, alberi,
e il resto. Campi, alberi e 3D. Che il 3D mi devo far aiutare da qualcuno per forza, perché io non sono in grado di modellare con Blender, quindi come neofita preferisco farlo fare a qualcuno, dato che ho provato a guardare un attimo, ma è talmente complicato che... No, grazie. 2, oddio. 1, 2, 3, 4. Ah, 3. Allora, qua chiudiamo il rotante. Aia, porco Giuda. Chiudiamo il rotante. Questo campo qua è già sistemato. Sì, ci sono anche le vigne da tirare su, ragazzi. Le vigne, l'uva. Eccolo qua, c'è questo da arare. Da tirare con il rotante. L'uva però ormai sapete che io la adopero come... figura... come più come roba figurativa. Toh. Perché sono talmente pieno di roba da fare che... sincero, preferisco usarla come... usarle come riempitivo. Dato che non si guadagna manco una sega. E vabbè, per ora, ragazzi, andiamo avanti così. Poi nella sera a modo mio farò il vino e tutto il resto. Una cosa vi posso garantire però, ragazzi, che vi posso garantire assolutamente una cosa. Adesso che stanno uscendo un po' di mod anche polacche, tutta quella roba là, potrei riciclare quegli edifici per creare aziende esterne. Dato che in Veneto, cioè, ho notato che, esempio, Leo, ehm, tutti quei modder lì che fanno quelle mod là, tutti quei modder che fanno mod come Leo, capannoni, case, casette, tutta roba così old style. È roba che c'è ancora, è roba molto simile, almeno dalle mie parti, la roba del Veneto è molto simile, non sarà mai uguale, perché non sarà mai, però ho notato che è roba davvero molto simile e mi sono detto, qui, buonanotte, e mi sono detto, quindi per, potrei riciclarla per fare altro, per fare altre aziende in giro per la mappa, dove magari non devo essere fedele al 100%. E sì, per ora faccio così. Per ora me la cavo così, ragazzi. Dato che o me la cavo così o, no, o non ce la faccio più. Poi per alcuni edifici, a meno che non esca proprio l'edificio che è davvero uguale a quello dell'azienda, no, no. Voglio fare proprio in 3D, presa dalla realtà, se è possibile. Sarà difficile, ma preferirei far così, sinceramente. Perché prendere e fare come nelle 22 una roba che sì, è simile, ma è totalmente diversa la conformazione, anche la farla era proprio termine veneto, proprio proprio struca, chiusa, piccola, stretta, che nella realtà ci giri anche con macchine da 90, ma ci è passata una macchina da quanti cavalli? C'è passato, esempio stupido, un rimorchio del Ceroso, rallato, tre assi con un G240 davanti.
e si è girato tranquillamente in Corte Nostra, che aveva sbagliato azienda. Cioè, è piccola, era piccola nel 22, troppo piccola. Adesso l'ho presa delle dimensioni effettivamente reali e spero bene che... spero bene di riuscire a riprenderla per bene. Riprenderla, sì, più che riprenderla di riuscire a ricostruirla per bene, dato che è abbastanza complicata la storia, dato che ci sono anche dei saliscendi sul monte, dei... più che saliscendi ci sono dei terrazzamenti tipo roba del genere, quindi mi dovrei mettere su a creare anche quelli. E richiede tempo, ragazzi, richiede tempo purtroppo. Richiede un bel po' di tempo, purtroppo. E niente. Porco Giuda. Comunque ragazzi ho notato una roba che adesso non so se nella realtà è proprio così o è diverso. Perché sì, lavoro... Cioè perché sì, sono un agricoltore ma purtroppo guido i trattori. Quindi non me ne posso intendere fino a sto punto. Sono un appassionato schifoso. Ma non è che prendo e vado in campo a lavorare col trattore perché che cazzo è, mi mette a lavorare anche la domenica. E ho notato che la PTO fa consumare un casino i trattori. Gli attrezzi con la PTO fanno consumare un bordello i trattori. Nella realtà sì, è così, consumano. Ma non è che consuma tanto meno rispetto a un'aratura da scasso, un'aratura pesante comunque. No, il trattore è ben sotto sforzo. Non è che la PTO fa consumare tanto di meno al trattore che è in tiro effettivamente. Allora, stanno andando via quanti litri ora, scusami? Io adesso ho ancora 46 litri dentro. Stanno andando via praticamente 150-60 litri ora. Se va bene farming. Fatemi fare una cosa. Se io metto... No. Eh... datemi un attimo. Di gioco forse. Traffico, stagioni, cultura, comandi. Forse era qua. Radio visuale. Non c'era tipo consumo carburante? O una roba del genere? Era qua mi sa. Metti in pausa. Terra. Ah. Eccolo qua. Ridotto, proviamo. Proviamo ridotto. Perché nella realtà, ragazzi, non è che consumano così tanto cioè, non è che fanno 100 litri ora. Ci attestiamo comunque sui 90-100 litri ora.
nonostante aveva messo il consumo su ridotto. Scusa un attimo, se io tipo lo metto su alto, quanto cazzo è? La Madonna Santa, la Madonna di Dio, quanti litri ora, scusami? 280 litri ora, 290, quasi 300. Te sei fuori farmi. Boh, un trattore quanto cazzo è che fa? Meno? Farà 10 litri ora, 12 to. Almeno quelli nuovi di pacca faranno sui 50 litri ora to in aratura. O 20-30 to, adesso non mi ricordo esattamente quanto è, però ci attesteremo sui 20-30 litri ora, Dio buono. 100 litri ora, facca boia. Cioè 100 litri ora vuol dire che in 6 ore di lavoro ti vanno via 600 litri. E non è possibile che un trattore nuovo del genere da 400 cavalli, no, sì, 400, fa solo 6 ore di lavoro prima che il serbatoio è vuoto. O sì, non ho la più pallida idea, ragazzi. Secondo me siamo totalmente fuori quei consumi comunque. Poi ditemelo anche voi nei commenti, scrivete, mi raccomando lasciate like e iscrivetevi se volete che continui col canale, dato che col lavoro è ormai un secondo lavoro che un hobby ormai. Ditemi comunque se vi pare normale fare 90 litri ora con rotante, ok che è un rotante da 8 metri, semi portato e tutto, però scommetto che se attacco il 3650 con il rotante da 3 metri non mi fa mica 100 litri ora. Quando sono andato a prendere un po' di sementi, ragazzi, non mi ricordo neanche eh, non mi ricordo neanche come si dice, sì, non mi ricordo neanche effettivamente se il Lamborghini, l'Ursus, il C330 ha consumato così tanto quando era a tutta bomba, quando era proprio ai 27 all'ora che il bicilindrico stava per esplodersi, tutto accelerato. Non penso proprio che faceva uso, era così tanti litri ora. E niente ragazzi, oggi vedo così, lavoro e parlo, se no non so che fare. Bevo, che ho sete. Datemi un attimo. Ah, ok, meglio. Molto meglio. Vabbè. Dopo ci diamo una controllata, ragazzi, semmai. All'Ursus sotto tiro. Quanto gli litri ora van via? È un bicilindrico, quindi se van via più di 50 litri ora siamo totalmente fuori con i consumi, anche lì. 100 litri ora li posso capire da un 85-30 totalmente smarmitato, pompato con 450 cavalli, chiara con un 5 vomeri su terra durissima, lì li posso capire. Toccare con un 4 vomeri, quadrivomere, va a fondo 45 cm su una terra dura come il sasso, 85-30 di quelli vecchi,
totalmente smarmitato, pompato e tutto, lì lo posso anche quasi capire. In 100 litri ora. Anzi, scommetto che siamo anche sotto i 100 litri ora, siamo sui 70-80 to. Ale, cioè to in accelerazione 100 litri ora, che cazzo vuol dire? E al minimo 8 litri. In un'ora ti fa fuori 8 litri di gasolio stando al minimo. Siamo totalmente fuori. Totalmente. Totalmente fuori quei consumi. Su un drag race, su una drag car, Dio bon, ti van via tutti quei... Cioè, su una drag car, Dio bon, ti van via tutti quei litri lì per stare al minimo. Via. Se non è una macchina drag, ciao, ti van via tutti quei soldi lì. Soldi, tutti quei litri lì. Allora. Allora. Adesso voglio fare la prova, ragazzi. Spegni un attimo e mi prendi il Ursus barra Lamborghini qua. 0,2 litri ora. Potrei anche capirlo. Qua su 1-2 litri ora posso già concordare, sincero, ragazzi. Forse anche poco. Però è un 30 cavalli. Ce lo mettiamo un attimo sotto torchio adesso. Massimo 3 litri ora, to. Comunque sto facendo una roba bruttissima, tipo appena acceso tutta manetta. To, 3 litri ora, ci siamo già di più qua. Altrimenti, buonanotte, no, ci siamo già di più secondo me qua. Come consumi ci siamo già di più. Ma le frecce, scusami, del belle. Sono proprio come quelle del bellino. Oh, 3 litri ora siamo già meglio. Cambio cilindrico e tutto, però... siamo già messi meglio come consumi qua, secondo me. Rispetto che avere una PTO accesa, no. Sinceramente no, non ce li vedo. C'è un trattore che fa 100 litri ora. In un'ora ti va via proprio 100 litri di gasolio, no? Per niente ce li vedo. Comunque. Ragazzi, adesso... Aspettate un attimo che guardo i campi che abbiamo tirato, quelli che sono a posto, cioè... Eccola qua allora. No. Eccolo qua. Allora. Questo è fatto, c'ho solo il 45 da tirare con rotante. Però devo fare gasolio. Perché col cavolo che ci bastano 29 litri.
vorrei tipo per 20 minuti, mezz'ora neanche, meno. Top. Già meglio. Siamo sempre a base di gasoli, ma mi basta. Tanto ragazzi, sincero, no, per ora va bene. Ho da fare solo quel campo lì e dopo faccio il resto. Dopo faccio il pieno pieno. Così la macchina la metto via col pieno effettivo. Ora giù. Ok, buona. E niente. Ditemi se vi piace quest'idea dei filari, ragazzi. Sì, dei filari praticamente con l'erba in mezzo. Ditemi se vi piace, perché a me sinceramente, a parte che ci deve stare dietro ogni 2x3 a trinciare, però a me piace. Fa la sua porca figura assolutamente. Per me, almeno per me fa la sua porca figura e come. Ditemi se concordate, ma a me piace. Fa la sua porca figura, sembra molto più reale con il lato del vigneto, che effettivamente lì è l'unica parte del vigneto che prendi e curi sotto la vigna. Se no in centro tieni macinato e basta. In realtà prendi, tagli, cai, tralci, butti e macini. Non stai a tenere stirpato in mezzo ai vigneti. Scusate la franchezza, ma quanta gente lo fa se non all'inizio, quando le vigne sono piccole, che prendi e le tieni arieggiate per coparle infestanti comunque. Se non all'inizio, quando metti giù l'impianto. Chi tiene terra, terra brulla, coltivata, sempre buttata là, che alla prima pioggia, se ti tocca trattare, ti pianti fondo mezzo metro. Perché ragazzi, anche quello da tenere in conto. Io dalle mie parti ho visto un vigneto che aveva di quei segnacci, ma di quei segnacci giù, che erano fondi 1 metro in una parte, che scommetto che si sono anche piantati. Perché ragazzi, quando piove, e piove tanto, e avete tanti vigneti, e siete un'azienda dei soli vigneti quasi, comunque che avete dei vigneti da star dietro, non è capito di dire, ma sì, per evitare di piantarmi lascio andare così le vigne, perché va di anno in anno, ragazzi. Quindi cos'è che fai? Prendi il trattore, fai il segno della croce, metti Padre Pio in cabina o sul cruscotto o dove cacchio lo appendi e dici speriamo che non mi pianto, e dici speriamo che non mi pianto, punto. Se sei così furbo da tenere stirpati sempre i vigneti e tenere terra, quell'anno col cazzo che li tratti, o ci entri con la cingoli, letteralmente con la cingoli, quella vecchia, quel vecchie, perché con un cingolato uno non ci passi, e 2 cingolati da vigneto nuovi, a parte il Same Krypton e quei trattorini lì, non è che ce ne sono tanti, o ci entri con quello, che comunque rischi di piantarti anche con quello, oppure entri col tuo bel cingolato e un altri 2-3 cingolati davanti che ti tirano. Lì sei a posto. Lì puoi dire ok, non mi pianto, perché la botte, mi ricordo, che è piena d'acqua, quindi non è che è tanto leggera, specialmente quelle portate, perché se hai il trattore da vigneto tipo Class Cebis, cos'è il Fen 211 vario, tutti i sametti piccoli, è una botte trainata, è un conto. Se è la botte portata sei nella merda.
letteralmente perché si sfonda le ruote dietro, quelle davanti, anche se c'è anche se hai magari dici butto sul peso davanti, anche se dici le ruote dietro si sono piantate, c'è il peso davanti, iniziano a patinare e ciao. Se hai il cingolato, anche lì stessa roba praticamente col cingolato, però se la trazione ce l'hai con un ruotato, se la trazione ce l'hai solo qua e qua, anche se ti si impenna il trattore, con un cingolato e comunque la trazione da qua fino a qua, mentre con un trattore a gomme hai la trazione solo qui e magari qua no, quindi capite che intendo. Sì, effettivamente quando effettivamente sconviene per molti, dico molti sensi, specialmente perché se ti tocca anche vendemmiare, la vendemmiatrice non è che è tanto leggera e vendemmiatrici cingolate non ne hanno inventate, almeno finora, o almeno da quanto sappia io. Quindi a meno che non ti metti a tirare come un video su Instagram con due class Cebis la vendemmiatrice, a meno che non ti metti proprio a tirare la vendemmiatrice con due corde, uno per parte, non penso che fai tanto. Se lasci la terra, se tieni la terra tirata perfetta come un campo, quindi ti sconviene, almeno per me è così la storia, almeno per me conviene prendere e tenere i vigneti lavorati le prime volte, così le vigne sono piccole, non hanno erbacce che rompono le valle e basta. Poi quando inizi a diventare grandi, che hanno gli butti sui ferri e tutto, dici fanculo, fai crescere su erba, erboni e passi con la trice, fai piazza pulita e sei a posto. E sei a posto così, ragazzi. Almeno per me, o così o niente. Perché se capita quell'anno lì, qualsiasi azienda che ha vigne e gli interessano, dici non le posso lasciar perdere così, non le posso lasciare che si prendano però no, sparo quel che capita. Dici sti cazzi, mi prenderò una piantata, chiamerò il vicino col cingolato che mi tira fuori, amen, però le salvo. Va bene, provi a salvarle il salvabile. Perché se siete agricoltori lo sapete bene, meglio di me di sicuro, che quello che fai in un anno col cavolo che per una pioggia dici ciao ciao. Se ti porco, se non mi son perso col cavolo, sì, col cavolo che ti dici ciao ciao, ciao ciao vigne, addio, amen, ormai sono a posto col cavolo. Quindi provi sempre a salvarle. Molto bene. Ragazzi, finiamo questa passata e il video lo chiudo pure, dato che ho parlato abbastanza e lavorato anche. Sono dentro? Sì. Bene. Ragazzi, abbiamo tirato tutti i capi ormai. Comunque da notare quanto cacchio è alto sto rotante. Cioè, sono due rotanti da 4 metri in piedi, infine, ragazzi.
sono 2 rotanti da 4 metri in piedi. 8 metri di rotante, Dio buono. No, aspetta, 4 metri, sì, 8 e 8. Cioè, sì, 8 metri. È bello che visti così non sembra da 4 metri. Sembra molto più grandi, ragazzi, visti così. Almeno, mi sembra. Sembra molto... Sembra tipo 5 metri. Anche se non vuol dire niente, cioè anche se non è possibile. A proposito di rotanti. Ultima che poi chiudo il video. Se ci avete fatto caso, ragazzi, se ci avete fatto caso, maschio ha fatto uscire il rotante quello da 10 metri, tipo il 3, cos'era? Sì, l'erpice rotante è separato in 3 cose. Poi, in 3 cose, in 3... Cazzo, mi scappa il nome. Eh, Dai, avete capito. In 3 ali praticamente, detta alla bruttissima. Sinceramente sarebbe bello rivederlo anche su... vederlo su Farming, sincero. Non sarebbe male. Vabbè, niente. Ragazzi, il video finisce qua. Il video finisce qui. Ci vediamo nella prossima puntata. Io spero eh, assolutamente di riuscire a farla uscire il prima possibile, anche se non posso garantirvi nulla. Dato che ragazzi, purtroppo il tempo è quel che è. Quindi ragazzi, mi raccomando, commentate, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video.